Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane. Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati, alle nostre spalle la chiesa di San Faustino in Riposo in via Musei, è una chiesa del XII secolo. Il tetto di questa chiesa sembra un trullo di albero bello. Il giorno 9 maggio dell'anno 806 ci fu una grande processione per portare le ossa di San Faustino da una necropoli dove oggi c'è la chiesa di Sant'Angela Merici fino a San Faustino Maggiore. Durante il tragitto le ossa dei santi avrebbero trasudato sangue proprio in questo punto. Il corteo fu fermato ed ecco perché in riposo. Il duca Namo di Baviera, personaggio leggendario al seguito di Carlo Magno, che era presente alla processione, grazie al miracolo si convertì e donò all'abate di San Faustino una scheggia della vera croce, oggi conservata nel tesoro del Duomo Vecchio. La nostra passeggiata inizia da qui. Chiediamo ai bresciani che significa bisogno le aipe. Bisogna svegliarsi, darsi da fare? Bisogna le hai pe. Allora? No, dico, allora. Fumi, se le umi pe camminum. Perché senza piedi? Li saluto. È arrivato l'accademico, l'accademico! Allora, non scherzare, vabbè, cosa vuol dire? No, come l'accademico non è dialetto, bresciano, è italiano. Bravo, italiano. Come si chiama? Tiziano. Bisogno le aipe. Porco dica il mio, lei, pe. Alzare i piedi? Quindi? Alzare i piedi? Sì, quindi bisogna le aipe, non. Bisogna? Io correre. Anche senza... Com'è? Camminare. Mi vergogno della mia ignoranza sul dialetto. Però siete carine, quindi vi fermiamo. Bisogna le aipe. Deve essere svelti. Proprio a me, non sono bresciano io. Di dov'è? Io sono modenese. Voilà. Salve, salve. Stiamo facendo un gioco con le parole dialettali. Se per caso dovesse arrivare il vigile, un vigile urbano, e vi dovesse dire bisogna le aipe. Oh, le aipe, bisogna menare. Dobbiamo andare via, bisogna spostare la macchina, se c'è la macchina, se c'è la... Bisogna partire, bisogna andare. Bisogna andarsene. Andiamo? Sì, andiamocene, buon lavoro. Queste ragazze sono state raggiunte dal ciorlo, eccolo qua il marpione. Bisogna le aipe. Adesso, ad esempio, lei potrebbe dirti: senti, bisogna le aipe, non te lo dice perché è aggraziata, però se ti dovesse dire così tu che faresti? Bisogna le aipe. Bisogna andare perché abbiamo altro da fare. Oh, ragazzi, è culturatissimo. Per troppo non ho studiato lingua italiana che parlo con te meglio, capito o no? Per troppo non ho studiato lingua italiana. Io non ho visto. Chi è però? È vera sta cosa della professione sua? Cioè? Che ci dica la sua professione? Pensionato. Ah, ok, non fa il becchino. Facevo il becchino. Bisogna le aipe. No, fresco. Sono 40 anni che sono qua ma non riesco ancora a capirlo bene. Tiziano, il re di centro anch'io. Sì. Tiziano, quanti anni ha lei? Madonna. C'ho un anno di meno di lui, un anno più di lui e 10 anni più di lui. Sì, Per fortuna non l'ha dato l'ergastolo, altrimenti... 75. 75 è un giovinetto. Bisogna le aipe, bisogna alzare i piedi, andare via e lo facciamo anche noi, però prima vi salutiamo e vi diamo l'arrivederci. Grazie a tutti, ciao! Centro anch'io.
Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane.